riposo di San Donà, dopo i 4 arresti, il confronto tra la direzione della struttura e i parenti degli ospiti maltrattati. Ce lo aspettavamo e noi, tanta rabbia. Ora vogliamo giustizia, dicono. Ancora un medico aggredito nel Veronese dopo l'episodio di ieri all'ospedale di Vicenza. Oggi al San Bortolo, sit-in di solidarietà dei colleghi, l'appello alle istituzioni a tutelare la loro sicurezza. Sul fronte migranti, le prefetture della regione sono in allerta. In Veneto si prepara ad una nuova ondata di arrivi dovuta al fortissimo aumento di sbarchi sulle nostre coste. Ha abbandonato quintali di rifiuti a Rubbio, un bassanese è finito nei guai, con lui anche il tassista che l'ha portato a scaricare i sacchi di immondizia. Disturbi alimentari nella giornata del Fiocchetto Lilla, dati preoccupanti sui giovani presi in carico da LUS 2, Marca Trevigiana. Dopo il lockdown il numero di chi chiede aiuto è cresciuto del 40%. Intervento eccezionale eseguito dall'equipe del centro Gallucci di Padova, ricostruita per la prima volta al mondo la valvola mitralica con tecnica mini-invasiva a cuore battente. Domani sera alle 20:45 in diretta su Antena 3 il tradizionale processo a Veccia da Treviso, l'evento di metà Quaresima per mettere alla sbarra la vecchia signora e constatarne simpaticamente le malefatte. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati in apertura. Andiamo subito dalla nostra Ilaria Marchiori che è a San Donà davanti alla casa di riposo degli orrori, così ribattezzata. Oggi l'incontro, in questo momento sta avvenendo l'incontro, Ilaria, tra la direzione e i familiari delle vittime. Buonasera Ilaria, raccontaci tutto. Sì, buonasera allo studio ai nostri telespettatori. Si sta proprio svolgendo in questo momento il secondo incontro tra il direttore, il presidente, l'amministratore delegato della casa di riposo Monumento ai Caduti qui di San Donà di Piave. Se ne è svolto uno alle 16 con una parte dei familiari e dopo un secondo alle 17 che è ancora in corso. Noi siamo riusciti ad entrare, ovviamente ad assistere fino a poco fa. La disperazione, la preoccupazione da parte dei familiari è davvero tantissima, è palpabile. Si sente però anche tanta rabbia anche da parte di chi ha avuto un familiare di cui ha la certezza abbia subito i maltrattamenti di cui si sta parlando nelle ultime 24 ore avvenuti qui nella casa di riposo, in particolare nel padiglione viola, visto che è suddivisa in varie zone. Sembra che proprio qui infatti avvenissero questi maltrattamenti. Tra l'altro un'indagine che è iniziata, ma ancora prima c'era stato un arresto precedente di un operatore accusato invece di violenza sessuale ai danni di 3 persone, 3 anziane, avvenute in meno di un mese e per cui era stato portato in carcere. Dopodiché c'è stata questa indagine che ha preso avvio ad ottobre e che ha portato al risultato che sappiamo, all'arresto di queste 4 persone, 4 operatori sociosanitari, 2 che sono stati portati in carcere, una coppia, e 2 donne che sono agli arresti domiciliari. La coppia è stata portata in carcere, così ha deciso il giudice per timore di reiterazione, vista la violenza con cui trattavano gli ospiti della struttura. Ci sono dei file audio e video davvero raccapriccianti che li hanno registrati mentre trattavano male questi ospiti. Ad alcuni sputavano in faccia per ripulirgli la bocca, gli insulti, le botte, i pugni, addirittura in un caso si comportavano in maniera quasi esemplare di fronte ad alcuni familiari durante la medicazione. Una volta che i familiari sono usciti dalla stanza hanno iniziato a vessare e insultare la mamma della figlia che era appena andata a trovarla. Anche quello che ci stanno raccontando, che sono riuscita a farmi raccontare da qualcuno, è davvero raccapricciante. Episodi che sembra, secondo quanto, ripeto, mi stanno raccontando alcuni dei familiari qui all'interno, andavano avanti da molti anni, dal periodo pre-Covid, e sembra ci siano state varie segnalazioni, ma dicono non hanno fatto nulla e ci ritroviamo qui in questo momento. Allora, adesso possiamo sentire alcune delle voci che raccolgono disperazione ma anche tanta rabbia da parte di questi familiari, che hanno i loro cari all'interno di questa casa di riposo, nelle interviste che sono state realizzate dal collega Nicola Marcato.
mia mamma non c'è più, però era la Viola. E non oso pensare cosa abbia passato, non oso pensare. Perché se io dovessi vedere queste persone non so come reagisco e cosa gli faccio. Ma la madre cosa le diceva? Mia mamma mi diceva che le cose non andavano, mamma mangi, no, mamma dimmi cosa c'è che non va, tu vai a casa, poi io rimango qua. Quella era la risposta maggiore, giusto? Un genitore che ti dice tu vai a casa, io rimango qua. Non andare a protestare perché io poi sono qua. Quante volte me l'ha detto. E volevo portarla via da qua. Non ho fatto in tempo. Spero che vengano veramente puniti le persone che sono responsabili. Piena fiducia alla magistratura? Pienissima, totale perché d'altra parte non abbiamo altre strade, non è che possiamo, gli indagini e tutto quello che ci sarà, che metta alla luce tutto, che venga tutto a galla, tutto, e poi puniti. È un pezzo noi che denunciamo sta roba qua, dal sindaco all'ASL, un po' dappertutto. Grande disgusto sicuramente. Questo è ovvio. E dopo non ci sono parole. So che avevano gli operatori, posso dire, che avevano dei modi bruschi veramente con certi ospiti. Della violenza che ho letto sui giornali non mi sarei proprio mai aspettata. Però, sinceramente, la mamma non parlava e non si muoveva, però quando mi avvicinavo la mamma si rigidiva tutta e mi chiudeva gli occhi. Proprio il senso del timore aveva, qualcuno che si avvicinava aveva il senso di timore. Adesso ho rabbia verso queste persone. È da un po' che io sollecitavo che c'era qualcosa, mia suocera diceva che qualcosa non andava, oppure quando ho visto una infermiera, perché una volta ho trovato mia suocera tutta nera al collo. Allora ho chiesto lì e ha detto ma non so, aspetti che chiamo una addetta. C'era una signora straniera, adesso io non so, e ha detto, e mia suocera appena visto sta signora si è irrigidita e mi ha detto mandala via. Purtroppo noi stiamo segnalando tutte le situazioni a rischio perché non si può intervenire quando già sono accaduti fatti del genere. Noi invitiamo fin dal periodo di restrizione del Covid, dove c'era quasi la inaccessibilità del familiare ad entrare in RSA, la necessità invece che fosse ripristinato al più presto la presenza dei familiari e la sorveglianza, in qualche modo un deterrente a questi casi. Anche solo le avvisaglie vanno segnalate. Ecco, avete sentito dunque queste testimonianze, questi racconti da parte di alcuni familiari che ovviamente, anche se non sono tutti, è il pensiero comune, il pensiero di tutte quelle persone che in questo momento sono ancora all'interno di questa stanza dove si sta tenendo questo tavolo, questo confronto, questa riunione in cui si chiedono spiegazioni del perché possa essere accaduto questo nei confronti di persone anziane e inermi all'interno di questa casa di riposo. Probabilmente la riunione sarà finita a breve, dunque dovremmo riuscire, utilizzo il condizionale, ad avere anche ospite il direttore nell'edizione delle 19 del TG di Venezia. Per ora qui da San Donà è tutto, restituisco la linea. Grazie Ilaria Marchiori. A San Donà con Nicola Marcato. Parliamo ora di aggressione ai sanitari. Invece, dopo il caso del San Bortolo di Vicenza, una dottoressa è stata aggredita dal parente di un paziente e oggi un sit-in di solidarietà di medici e infermieri. Un sit-in davanti al San Bortolo, i camici bianchi riuniti in un momento simbolico all'indomani dell'aggressione ai danni di una dottoressa del pronto soccorso che è stata aggredita da un familiare di un paziente poi arrestato. Lanciano il loro appello stop alla violenza nei luoghi di cura. Un minuto di silenzio che rappresenta non solo un richiamo alle istituzioni ma anche al senso civico dei cittadini. Solidarietà alla dottoressa che ha subito l'aggressione, a tutti i sanitari, manifestata anche dal direttore generale dell'Ulsotto, Maria Giuseppina Bonavina. Combatteremo ogni segno di violenza, a parole o coi fatti. Credo che il nostro lavoro sia fondamentale e che questo atteggiamento sia di fondamentale importanza per tutti quanti. A raggiungere i manifestanti anche il mondo della politica cittadina, il sindaco Francesco Rucco, il candidato per le amministrative Giacomo Possamai, a testimoniare la volontà di una presa di coscienza collettiva contro un fenomeno, quello delle aggressioni ai sanitari, in continuo aumento per numero di episodi e per la loro gravità.
Sono molti i casi di aggressione nei confronti del personale sanitario, soprattutto negli ultimi mesi, in questi ultimi anni, dove non viene riconosciuto lo sforzo a queste persone fatto nei 3 anni di pandemia con grande lavoro, grande sforzo e grande sacrificio umano a favore della collettività. Una espressione di solidarietà e vicinanza da parte mia, a nome di tutta l'amministrazione della città di Vicenza, nei confronti del personale sanitario. Migranti, le prefetture sono in allerta, il Veneto si prepara ad una nuova ondata di arrivi. Vediamo. Oggi ho un incontro non su questo tema ma su altri con i colleghi della Regione Veneto e quindi anche questo tema sarà affrontato, ma con lo spirito costruttivo di affrontare pragmaticamente ciò che ci viene rappresentato. Sui tavoli delle prefetture del Veneto torna prepotentemente ad affacciarsi la gestione dei flussi migratori. Arrivato in Laguna da pochi giorni, Michele Di Bari, che in quanto prefetto di Venezia coordina tutte le prefetture della regione, deve confrontarsi con quella che si profila come una nuova emergenza. Quest'anno sono già 20.000 i migranti sbarcati finora in Italia, il triplo rispetto allo stesso periodo del 2022. Anzi, tra il 9 e l'11 marzo è sbarcato quasi lo stesso numero di persone dei primi 2 mesi dell'anno scorso. Noi abbiamo una presenza in Regione Veneto significativa, però i bandi che sono stati pubblicati in tutta la regione e le risposte che abbiamo avuto al momento ci danno contezza e certezza che la situazione è può essere adeguatamente affrontata. Certamente abbiamo necessità di monitorare giorno dopo giorno questa situazione ed è ciò che stiamo facendo. Secondo il Viminale i migranti sono soprattutto di nazionalità ivoriana, guineana e bengalese. Per Antonio Tajani e Guido Crosetto, rispettivamente ministro degli esteri e della difesa, il fatto che molti provengano da aree dell'Africa controllate dalla brigata Wagner, la compagnia militare di mercenari legata a doppio filo alla Russia, potrebbe far pensare ad una strategia di pressione contro le scelte geopolitiche del nostro paese. In Veneto si riaffaccia l'ipotesi di grossi hub come la caserma Serena di Treviso. È un tema non ancora affrontato, è un tema che è previsto, però è un tema che al momento dobbiamo fare tutte le verifiche possibili e poi semmai ne riparleremo. Nel Padovano 2 Carrare sono rientrati in casa 6 delle 7 famiglie residenti nel condominio di via Galilei. Nella notte è scoppiato un devastante incendio, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, un uomo è rimasto ferito, gli appartamenti inagibili. Una giornata lunga e difficile, quella vissuta dalle famiglie che vivono in questo condominio di via Galilei a 2 Carrare, svegliate di soprassalto intorno alle 4:30, quando è divampato un devastante incendio nella cucina di un appartamento al primo piano che si è velocemente esteso al sottotetto. Un uomo all'interno è rimasto ferito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Padova e da Abano Terme. Siamo intervenuti e le fiamme erano già abbastanza ampie e acclamate. Siamo intervenuti con l'autoscala e abbiamo cominciato le operazioni di spegnimento. C'era una persona anche che è rimasta ferita? Sì, la persona è rimasta leggermente ferita ai piedi, un'ustione ai piedi. La persona era già stata evacuata dall'appartamento ed effettivamente anche tutti gli altri condomini erano già usciti autonomamente dall'appartamento, è stata medicata dal personale del 118. In via Galilei a coordinare le operazioni di soccorso anche il sindaco di 2 Carrare, Davide Moro, che ha aperto la sala comunale a pochi centinaia di metri per dare ospitalità alle famiglie. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco, che dopo aver circoscritto le fiamme hanno proceduto con le operazioni di bonifica e verifica sulla staticità dell'edificio. Sul posto anche i tecnici delle aziende del gas e dell'energia elettrica con gli addetti del comune di 2 Carrare che hanno lavorato senza sosta per permettere il rientro in casa di 6 delle 7 famiglie residenti. Alla fine l'unico appartamento dichiarato inagibile è quello dove è scoppiato l'incendio. Qui i danni sono molto ingenti. Per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma non abbiamo nulla di certo e stiamo ancora indagando per capire le cause. A sede nell'Alta Padovana la ditta colpita dall'interdittiva antimafia che è stata esclusa immediatamente dai lavori della nuova pediatria di Padova.
Giuseppina De Luca, titolare della SIDEM, la ditta di San Martino di Lupari, colpita dall'interdittiva antimafia del prefetto nell'ambito dei subappalti dei lavori della pediatria di Padova, domani presenterà insieme ai suoi legali un'informativa alla prefettura e nei prossimi giorni anche un ricorso al TAR. La donna, 38 anni, ce l'ha confermato al telefono. In questi giorni preferisce non farsi intervistare, ma ha tenuto a precisare che questa vicenda ha travolto la sua impresa come un fulmine a ciel sereno. La SIDEM Costruzioni di San Martino di Lupari stava eseguendo in subappalto dei lavori in cemento armato nel cantiere del nuovo polo pediatrico. Il padre della titolare è cugino di uno dei boss della cosca 'ndranghetista del Grande Aracri di Cutro, una parentela stretta emersa dalle verifiche fatte dalle forze dell'ordine che operano nell'ambito del tavolo della legalità che vigila sugli appalti pubblici in città e provincia, e così il subappalto è stato immediatamente revocato. Siamo estranei alla vicenda, c'è un legame di parentela, mio padre però non va in Calabria da 2 anni, ci ha detto ancora al telefono. Nel sito internet la SIDEM Costruzioni si presenta come un'azienda giovane come fondazione, ma creata su basi solide, che opera in tutto il nord-est in campo edile. A novembre del 2022 aveva iniziato la sua prestazione in subappalto per la pediatria, i cui cantieri sono stati affidati al consorzio di imprese guidate dalla trevigiana Setten Genesio. Il cantiere della pediatria sta continuando appunto a produrre. E quindi noi abbiamo comunque il confronto come azienda direttamente con l'impresa appaltatrice, che è appunto la ditta Setten, che ha garantito la continuità del cantiere, del lavoro e anche le tempistiche previste, quindi noi veramente incrociamo le dita per dire che per fine 2024, inizi 2025 dovremo avere l'opera pronta. Il prefetto di Padova ha annunciato il provvedimento ponendo l'attenzione su come il rischio di infiltrazioni mafiose sia sempre più concreto nel territorio padovano, che in questi anni sta beneficiando di fondi pubblici per la realizzazione di grandi opere. L'interdittiva emessa impedisce quindi a questa impresa destinataria del provvedimento di avere rapporti con la pubblica amministrazione e quindi di poter beneficiare di fondi pubblici, cioè praticamente viene tolta dai rapporti con la pubblica amministrazione. In un paio di anni sono già 4 le interdittive antimafia applicate dalla prefettura di Padova a ditte in odore di malavita che operano nella nostra provincia. Quintali di rifiuti abbandonati a Rubbio, e pensate che per abbandonarli ha preso pure un taxi. Ha speso ben 1.000 euro di taxi per farsi portare avanti e indietro da Rubbio per scaricare illecitamente quintali di rifiuti. È finito nei guai l'ecovandalo bassanese che ha abbandonato quintali di immondizia in questa malga. È stato il proprietario dello stabile a sporgere denuncia alla polizia locale e da qui sono partite le indagini, ma nessuno si sarebbe mai immaginato quello che poi è stato scoperto. Una cosa che ha dell'incredibile, usare i taxi per andare a spargere i rifiuti. Abbiamo rovistato e alla fine abbiamo trovato degli elementi che ci hanno portato prima a chi ha sparso i rifiuti e successivamente lo stesso ha ammesso su come erano venuti i fatti per cui usava i taxi. Sacchi e sacchi di pattume, all'interno un po' di tutto, abbigliamento, pezzi d'auto, ma anche astucci di colori, biancheria per la casa, scarpe, mobili, maschere di carnevale. Quintali di rifiuti, di tutti i tipi, qualsiasi tipo, pensate a qualcosa, lì c'era. E nei guai, sempre per abbandono di rifiuti, è finita anche un'azienda bassanese di termoidraulica che ha scaricato materiale da cantiere in via Cristoforo Colombo. Lo stesso luogo scelto anche da un'impresa di pulizie che ha approfittato di un'isola ecologica privata per smaltire immondizia in modo irregolare. Gli ecovandali sono stati tutti sanzionati e dovranno dimostrare agli agenti della polizia locale di aver sgomberato e smaltito regolarmente il pattume. 600 euro di multa anche per il tassista che ha portato l'ecovandalo bassanese con il suo bagaglio di sacchi neri su e giù per le montagne. Pubblicità, pochi secondi, ritorniamo qui con il TG del Veneto. TG Veneto, ben ritrovati, ripartiamo dalla giornata del fiocchetto lilla, la giornata dedicata ai disturbi alimentari. Emergono dati preoccupanti dall'ULSS 2 Marca Trevigiana. Molte di queste che avevano avuto un sovrappeso, un aumento del peso durante il lockdown, si sono poi trovate a confrontarsi con questo senso di insicurezza, con un tentativo quindi poi di riprendere il senso di sicurezza con la dieta, ma questo ha comportato in tantissimi casi
dei crolli ponderali molto molto pesanti. Una storia che accomuna tanti ragazzi e adolescenti è quella di Laura, nome di fantasia, usato per raccontare di quei 10 kg di peso presi nei mesi di lockdown che poi scendono drasticamente di 30 una volta ritornati alla vita normale, di fronte alla difficoltà di accettare la nuova immagine di sé e quello che con le parole e i gesti ne fanno gli altri. Laura è 282 giovani che in un anno hanno avuto un primo accesso al centro per i disturbi alimentari dell'ULSS 2, diretto dalla dottoressa Francesca Fontana. Di questi 180 sono minorenni. Per paura di aumentare si mangia sempre di meno e quindi poi il peso comunque cala e ci si trova incastrate in questo meccanismo che da un lato però, come dicevamo, è un po' una risposta per gestire l'insicurezza, l'ansia, la noia, l'assenza di riferimenti. Significativo l'aumento del numero dei maggiorenni seguiti per la prima volta nel 2022, sono 162, erano 106 nel 2021, il 92% sono ragazze. I dati sono stati diffusi oggi nella giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione sul tema dei disturbi dell'alimentazione. È evidente, chiarisce Fontana, l'impatto traumatico del Covid, soprattutto sugli adolescenti. C'è un 30-40% in più di disturbi alimentari dopo la fase pandemica, cioè durante la fase pandemica, che non è calata. Tutti sì, siamo allarmati, siamo preoccupati. Una situazione che ha richiesto alla struttura un potenziamento di forze, reso possibile anche grazie ad un finanziamento per la lotta contro i disturbi alimentari, per dare una risposta adeguata a questo aumento di casi. Per questi disturbi sono ricoverati in pediatria 36 adolescenti, 18 ragazzi in area medica, 15 in psichiatria. A Padova un intervento eccezionale eseguito dall'equipe del centro Gallucci. Per la prima volta al mondo è stata ricostruita la valvola mitralica ed è stato risolto un grave problema di fibrillazione atriale con tecnica mini-invasiva a cuore battente. Intervento eseguito su un paziente di 62 anni, è il suo primo intervento chirurgico. Il paziente è in ottime condizioni. L'intervento, fanno sapere dal centro Gallucci, è perfettamente riuscito. Appuntamento da non perdere a giovedì alle 20:45 in diretta su Antenna 3. Ci sarà il famosissimo processo a Aveccia da Ponte Dante, l'evento di metà quaresima, come sempre organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano per mettere alla sbarra la vecchia signora, quest'anno chiamata baronessa Marietta, e contestarne simpaticamente le malefatte, il tutto condito da canti e balli della tradizione. L'appuntamento da non perdere è per domani in diretta a partire dalle 20:45. Ed è tutto per questa edizione di TG Veneto. Siamo alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al Meteo. Alta pressione in ulteriore rinforzo. La settimana prosegue dunque con il bel tempo e un clima primaverile. Il dettaglio di giovedì 16 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, con il sole che splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 11 e 16 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, ma insomma sarà ampiamente soleggiato, come ci mostra la grafica. Soffieranno venti di brezza. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo per lo più soleggiato con nubi alte in transito, ma del tutto innocue. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.